Di nuovo buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto e ben ritrovati in questo spazio che dedichiamo per la sua parte iniziale, lo spazio di Sulla Notizia, ad approfondire appunto una notizia che, o meglio, una notizia con diversi articoli che abbiamo letto anche in rassegna stampa che ha a che fare con uno dei casi di questi giorni, per la verità non solo di questi giorni ma direi anni, ovvero l'ex Ilva di Taranto. Mi ha scritto una mail in questi giorni e io lo ringrazio, l'ingegnere Alberto Poloni, che dovrebbe essere già in collegamento telefonico con noi a proposito di questa vicenda e della questione dell'acciaio in Italia e dei suoi effetti di politica industriale in senso più ampio e generale. Buongiorno intanto e grazie per essere con noi, ingegner Poloni. Buongiorno a lei ovviamente e a tutti gli ascoltatori. Ecco, le chiedo brevissimamente una sorta di autopresentazione a beneficio di chi ci sta ascoltando. Lei è ingegnere che nasce nel settore dell'aeronautica ma poi ha fatto anche diverse esperienze e ha potuto approfondire anche la questione dell'acciaio in Italia. Sì, io nasco come ingegnere aeronautico ancora alla fine degli anni 70, inizio 80. Ho lavorato lì presso di lei, prima ancora in Libia, ma poi presso di lei in zona milanese, tra Cascina Costa e Milano. Dopodiché mi sono dedicato alla siderurgia. Ho lavorato per lunghissimi anni in sud-est asiatico, in particolare in una acciaieria in Malesia, un'acciaieria statale, che utilizzava ciclo integrale, ma non come quello di Ilva, bensì da riduzione diretta, che è una cosa assai diversa e molto più pulita. Sì. Io ho fatto tutte le mie esperienze siderurgiche, dopodiché mi sono dedicato al petrolio e al gas, oil and gas, cosiddetto. Ecco, ingegner Poloni, proprio quella riduzione diretta, credo che sia una locuzione, un termine, una definizione che molti non conoscono, no? E io vorrei anche parlarne con lei. Lei tra l'altro appunto mette la questione Ilva all'interno, vorrei partire però più su un quadro generale da lì, all'interno di una questione molto più generale appunto, che è quella della politica industriale italiana e del perché nasce a un certo punto l'Ilva, no? Vogliamo fare un piccolissimo accenno storico alla nascita dell'Ilva? Sì, certo. L'Ilva nasce, che allora era Italside, poi nasce nel dopoguerra, all'inizio degli anni 50 essenzialmente. Si è reso necessario che un intervento da parte dello Stato nel finanziare la nascita dell'industria siderurgica, poiché noi non avevamo una vera e propria industria siderurgica. Avevamo non avendo materie prime, non avendo cioè minerali, non avendo carbone, non potevamo certamente pretendere di svilupparcela in casa. Ergo è intervenuto lo Stato, perché nessun privato a quell'epoca si sarebbe mai potuto permettere un investimento di quell'entità e di quella portata. Questo ha fatto sì che potesse. Ci eravamo arrangiati negli anni precedenti, anche prima dell'ultima guerra, con l'invenzione che è tutta nostra del forno elettrico, ma era ancora eravamo ancora ai primordi di quella tecnologia lì, che oggi tra l'altro è diventata molto efficiente e anzi diciamo è la più diffusa nel mondo. Però si poteva fare poche tonnellate al giorno e questo non era sufficiente né ad alimentare la nostra industria bellica di allora, né tantomeno la ripresa industriale dagli anni 50 in avanti. Questo fu dovuto a una figura che è abbastanza nota nel nostro ambiente, l'ingegnere Oscar Sinigalia, un vero sognatore e precursore. Infatti il piano per la realizzazione di Italside si chiama piano Sinigalia. Ecco, di lì poi sono nate nato prima Piombino, Terni, Taranto, Cornigliano, Genova. Queste sono le grandi localizzazioni dell'acciaio in Italia. Genova aveva una grande importanza. Lei immagini che noi, pur avendo un'industria aeronautica prima della guerra, fine degli anni 30,
durante gli anni 30, diciamo così, erano i più grossi ricercatori aeronautici del mondo, perché Carlo Crocco si chiama, Sì. è uno degli studiosi, era uno degli studiosi più avanzati nel campo dell'aerodinamica. Tutti i profili alari di tutti gli aerei prodotti negli Stati Uniti e anche in Europa derivano da suoi studi. Però non avevamo l'acciaio. Non avevamo l'acciaio, avevamo aerei meravigliosi come il Reggiane 2000, poi ci fu anche gli anni 4000, ma tutti gli aerei anche del gruppo Fiat erano tutti aerei stupendi con delle prestazioni nettamente superiori a quelle degli americani stessi. Gli americani avevano aerei di caccia, per esempio, che utilizzavano motori stellari, che avevano una segnatura aerodinamica pazzesca, assurda. Noi avevamo motori pluricilindrici in linea, anche 12 cilindri in linea, che rendevano i nostri aerei degli autentici siluri, insomma, per capirci, però ne avevamo poche decine. Questo è quanto. Perché mancava appunto l'acciaio. Mancava l'acciaio per produrli. Di lì appunto è nata l'esigenza di costruire. Ecco, ma come siamo arrivati alla ArcelorMittal che dice al 6 settembre chiudiamo se non abbiamo l'immunità penale? Sì, capisco che il salto è lungo, da Senigallia a oggi il salto è lungo, ma se volevo sintetizzare, ingegner Poloni, poi entriamo in alcuni dettagli anche di problematiche ambientali che lei affronta, è decisamente interessante, perché parlare di ex Ilva di Taranto vuol dire parlare di ambiente anche, no? Adesso, in questi giorni, significa parlare anche di immunità penale, no? Il caso di questi giorni. Se non ci lasciate l'immunità penale sulle precedenti gestioni, noi ce ne andiamo, dicono ArcelorMittal. Ecco, come si arriva qui? Qual è il percorso per cui praticamente rischiamo di non avercela più l'industria dell'acciaio? Con ciò che ne consegue anche per l'auto e per tutto l'indotto. Esattamente, non dimentichiamo quanto disse Marchionne, ma poi lo riprenderemo. Il punto fondamentale è proprio qui. Noi con l'apparentamento ad ArcelorMittal, a modestissimo parere di chi parla, abbiamo intrapreso una strada che dovevamo saperlo, sarebbe stata una strada rischiosa. ArcelorMittal produce in Italia qualcosa in Europa, voglio dire, qualcosa come quarantina di milioni di tonnellate l'anno di acciaio, e i suoi migliori stabilimenti sono posizionati in Belgio, Lussemburgo, in Est Europa, e 40 e passa milioni di tonnellate di acciaio sono tanta roba. Le immagini che l'Ilva produceva nei momenti d'oro, produceva sui 15 e anche oltre milioni di tonnellate l'anno. Ilva di conseguenza era la più grossa acciaieria d'Europa. Questo va sottolineato. Era la più grossa acciaieria d'Europa ed era il più grosso concorrente di ArcelorMittal, come possiamo facilmente immaginare. ArcelorMittal non ha trovato niente di meglio che quando è stato avvicinato dai poi evidentemente anche lui si è dato da fare per avvicinarsi al governo italiano al fine di vedersi aggiudicata l'Ilva, lo ha fatto con una precisa strategia, quella cioè di controllare il concorrente che era più pericoloso per lui in Europa. È così che da 15 milioni di tonnellate all'anno siamo scesi anche a 3 milioni, oggi pare che siamo sui 5 milioni di tonnellate all'anno. E il rischio è chiaro, quando si capita in mano una multinazionale di quel tipo, di quelle dimensioni, è che lo stabilimento poi venga chiuso per interessi precipui in capo alla proprietà. Cosa gli interessa a Mittal di tenere un'acciaieria in quel di Taranto nel sud dell'Italia quando il suo la sua core production è in centro Europa e di lì si è venuta all'Europa? Ecco, a me personalmente sa tanto di manovra per chiudere lui stesso l'Ilva e togliersela dai piedi.
Ma fin dall'inizio mi è apparsa come tale. Ecco, poi diremo anche perché lei ha analizzato anche l'intesa dell'anno scorso, no, tra ArcelorMittal e il governo. Intanto però torniamo indietro, un passo indietro, le problematiche ambientali, no? Lei certamente argomenta, se qui chiudiamo o dismettiamo produzioni non risolviamo il problema dell'inquinamento, perché quelle produzioni poi avvengono in altri paesi, no? E quindi ci facciamo anche un danno, perché rinunciamo alla nostra cultura industriale e ci facciamo avvelenare dagli altri che sono, per esempio, cinesi e indiani, che sono ben lontani da un livello minimo di decenza nella cultura industriale. Allora, lei faceva riferimento prima a un metodo invece efficace per abbattere qui, nelle produzioni qui, l'inquinamento, no? Ne vogliamo parlare brevemente? Sì, certo. Attualmente il ciclo integrale in funzione a Taranto, che è il ciclo integrale che è stato in funzione in tutto il mondo in questi anni qua, si basa su carbone e minerali di ferro, i quali reagendo tra di loro il carbone toglie l'ossigeno dal minerale e rimane il solo ferro, il quale poi esce dall'alto forno come ghisa fusa con un tenore di carbonio del 5% circa, grosso modo, ecco. E di lì entra nei forni di raffinazione, nei forni cosiddetti Linz-Donawitz, che servono a trasformare la ghisa in acciaio liquido, la ghisa liquida in acciaio liquido. Il carbone ci arriva ovviamente da oltremare, come possiamo immaginare, e così come anche il minerale di ferro, ecco perché la scelta di città sul mare, portuali, esatto. E il carbone che ci arriva è un carbone fossile molto sporco, che contiene un sacco di tutte le impurità possibili di questo mondo, tra le quali uno dei più pericolosi è lo zolfo, logicamente. Ecco, viene trattato in acciaieria, viene trattato prima di entrare in acciaieria, in modo, nella cosiddetta cocheria, in modo da togliere tutto ciò che non serve, tutte le impurezze, tutte le impurità che non servono, e una volta uscito di lì viene inviato all'alto forno vero e proprio. Queste impurezze, tra le quali vi è un sacco di diossina, come dicevo prima, il zolfo, eccetera, eccetera, in parte vengono abbattute, ma solo in parte. In ogni caso abbiamo una produzione anche di CO2 che è elevatissima, così come anche dai forni convertitori, dove la ghisa viene trasformata in acciaio, perché viene trasformata in acciaio togliendo l'ossigeno col carbone, che perciò questo significa produrre CO2 in buona sostanza. Ecco, questo ciclo qui verrebbe interamente superato con l'adozione in luogo del carbone, con l'adozione del gas naturale. E certo, il gas naturale ha una reazione molto più pulita, non ha le impurità che ha il carbone, non ne ha proprio, perché è trattato preventivamente, non ha nessuna impurità, e diciamo il processo è certamente molto più. Lei pensi che abbiamo una produzione di CO2 col gas naturale che è circa il 65-70% inferiore a quella del ciclo ad alto forno con carbone. Ma conviene economicamente? Ecco, questo tipo di produzione era patrimonio esclusivo di paesi grossi produttori di gas. Io ci ho lavorato, come dicevo prima, tanti anni, e il paese in cui lavoravo è un grosso produttore di gas. Ora però dobbiamo considerare quel che avviene nel sud. Abbiamo che Eni ci trasporterà proprio in Puglia il gas dal giacimento di Zohr in Egitto, sul mare in Egitto, che è uno dei giacimenti di gas più grossi al mondo, e verrà portato una pipeline che lo porterà in Italia e in Europa. E sta arrivando, è già arrivata, sarebbe già arrivata se non avessimo fermato i lavori, il famoso TAP, Trans-Adriatic Pipeline, il gas che viene
dal Mar Caspio, ha già attraversato la Turchia ed è già sul Mar Adriatico. L'arrivo di questo gas rende disponibili a noi delle quantità di gas che fino ad ora erano assolutamente impensabili. Questo significa che possiamo installare la riduzione diretta. E Taranto è praticamente in linea con quella rotta lì, con quel TAP, no? Sì, scusi, ha detto? Taranto, l'ex Ilva, è in linea con l'ex TAP, è lì in Puglia? Sì, è proprio lì in Puglia, arriva direttamente in Puglia, e questo ci dà la possibilità, una possibilità enorme, quella cioè di produrre acciaio in forma molto più pulita, molto più ottenendo acciaio con le stesse caratteristiche del ciclo integrale dell'alto forno, cioè grande purezza, ma con l'utilizzazione anziché dell'alto forno del forno elettrico. Il forno elettrico rispetto all'alto forno ha il grande vantaggio di poter produrre quantitativi, di poterci dare una grandissima flessibilità produttiva. Noi possiamo cambiare. Ecco, ma sui costi quanto impatterebbe, diciamo, questo modello? Ma questo è un investimento, è un investimento che impatterebbe certamente, dipende da come lo vogliamo fare, dipende dalle dimensioni che gli vogliamo dare. Ma se rimaniamo nell'ambito dei 5 milioni che facciamo adesso, ma sarebbe più, a mio modestissimo parere, sarebbe più prudente andare a 8 milioni e mezzo di tonnellate, che vuol dire metterci 3-4 moduli, 3-4 forni elettrici. A quel punto lì andiamo su un investimento da 1 miliardo e mezzo, ma non è l'investimento in sé che costituirebbe problema, in quanto che questo potrebbe essere tranquillamente finanziato, dico tranquillamente perché ho sondato personalmente persone che hanno lavorato con me in passato, dagli Stati Uniti, eccetera, e potrebbe essere un progetto che riceve grandissima, enorme attenzione nel mondo finanziario. Bene, allora, il reperimento dei soldi è secondario. Allora, le anticipo subito. Ho la sensazione che devo chiederle un altro appuntamento per proseguire il ragionamento, perché è molto interessante. Se magari lunedì lei è disponibile, possiamo fare la puntata numero 2, no? Però mi piace fare passo passo, perché il suo ragionamento è molto interessante. Lei dice: possiamo, anche in relazione alla questione strategica, intanto c'è una questione industriale strategica generale. Noi vogliamo essere un paese industriale. Se vogliamo essere un paese industriale dobbiamo poter produrre acciaio, perché se no torniamo nella condizione degli anni 30 in cui non avevamo l'acciaio e la nostra meravigliosa capacità di produrre, per esempio gli aerei, non poteva essere messa in pratica se non ad alti costi o con grosse difficoltà o difficoltà aggiuntive, perché non avevamo la materia prima, giusto? Quindi, allora, e questa è la questione di politica industriale che si dovrebbe porre un governo, diciamo un governo, qualsiasi governo, giusto? Esattamente. Benissimo. Allora, fatta questa premessa, noi cosa possiamo fare per avere l'acciaio? Possiamo avere l'acciaio senza, o comunque diciamo riducendo amplissimamente nella proporzione dei 2/3, diceva lei prima, se non di più, il problema dell'inquinamento, attraverso questo sistema di produzione, di sostituzione del carbone con il gas naturale e gli impianti di riduzione diretta che necessitano di energia elettrica per i forni, no? Per i forni elettrici. Dove la prendiamo questa energia elettrica? Lei dice spingendo su un altro fattore di sviluppo, e qui ci vuole però la regia dello Stato, diciamo, no? Quello che il punto focale, mi sembra, del suo ragionamento è proprio questo qui. In questi anni in cui si parla e a volte si blattera di nuovo ruolo dello Stato, di sovranismo, della spesa pubblica che non è più un tabù e via dicendo, però poi non si fa magari qualche passo concreto. Un passo concreto potrebbe dire: prendiamo la regia della politica industriale in questo paese. Lo Stato deve essere un protagonista. Esiste lo Stato, siamo tutti noi, lo paghiamo, perché non dovrebbe essere un protagonista? E certamente la storia dell'IRI, no? Per fare un esempio, non è tutta da buttare nel bidone. C'è stata una storia dell'IRI grandiosamente importante per l'industria italiana.
Allora, perché non recuperiamo, lei dice sostanzialmente, questa regia dello Stato? A volte possiamo anche fare in modo che questa regia dello Stato non sia onerosa per il contribuente, cioè non è necessario che bisogna spendere cifre folli, come è successo peraltro nella degenerazione di certa industria statale, perché quello c'è stato, no? Il magna magna c'è stato di sicuro, però accanto al magna magna c'è stata tanta roba buona, cioè una politica industriale. Allora, recuperiamo la roba buona, la politica industriale, e anche per dire, per poter diciamo dare l'energia elettrica alla produzione di acciaio col gas naturale, col metodo della riduzione diretta, cosa possiamo fare? Possiamo incentivare un altro settore, quello delle rinnovabili e del gas, lei dice, no? Sostanzialmente. Siamo in condizioni geografiche, ambientali del tutto favorevoli allo sviluppo di una vera politica di energie rinnovabili. Ecco, non è un mito questo qui, perché molti dicono ma quella lì è mitologia, le rinnovabili, l'eolico, il fotovoltaico sono tutte scemate. No, basta guardare alla produzione di gigawattora nel Mar del Nord grazie all'installazione di eolico. Lo Ionio e anche l'Adriatico si prestano magnificamente, perché sono mari dove l'Adriatico tra l'altro a bassa profondità anche, ma dove il vento la fa da padrone, ma non soltanto, e lì potrebbe essere il grosso della produzione di rinnovabili, ma poi si potrebbe pensare anche a tutto il resto del sud per l'installazione di fotovoltaico, che oggi ha raggiunto dei rendimenti che sono abbastanza elevati, poi con la politica di abolizione dei vincoli a terra risulterebbe molto più agevole per chiunque, per un contadino, per avere la sua produzione di fotovoltaico che vende direttamente alla rete nazionale. Ecco, guardi, le dico subito, no? Fotovoltaico, specialmente poi l'eolico, al sud significa quasi sempre mafia, dicono, no? E le inchieste lo testimoniano. Quindi, diciamo, c'è la possibilità, secondo lei, diciamo, di aggirare anche sto pericolo? Perché il suo discorso fila, come da un punto di vista logico, per me è molto interessante, per me cittadino italiano, no? Allora, diminuisco l'inquinamento, rifaccio una politica industriale perché l'acciaio mi serve, lo produco con un metodo, appunto, quello della riduzione diretta, che mi inquina molto meno, devo certamente avere il gas, ma in questo momento lei dice abbiamo la possibilità che non inquina niente. Abbiamo la possibilità di averne tanto di gas in questo momento, no? Si veda la scoperta dell'ENI, il giacimento di Zohr, appunto, e il TAP, il Trans-Adriatic Pipeline che arriva in Puglia. Quindi il gas sono due concorrenti, uno è ENI, l'altro è BP, per cui non abbiamo problemi di prezzo di un solo fornitore. Ecco, quindi questo è meglio ancora, no? Quindi c'è disponibilità di gas e nuovi giacimenti di gas sono continuamente scoperti per alimentare i forni con i quali fare questo acciaio in maniera diversa, non col carbone, insomma, non inquinante. Allora, benissimo. Però abbiamo bisogno di energia elettrica. Fotovoltaico e eolico al sud possono essere ancora ampiamente sviluppati. E la mafia? Guardi, l'eolico innanzitutto richiede capacità tecnologiche e investimenti che già di per sé mettono fuori il gioco la mafia, perché impiantare una pala da 10 megawatt offshore non è un esercizio che possa essere intrapreso da una qualsiasi società del sud. Ci sono grandissime, enormi difficoltà, ci vuole gente preparata, gente assolutamente che conosce il mestiere e che è in grado di fare queste cose qua. I prezzi li si conoscono, per cui i costi. Poi, ingegner Polloni, poi mi permetta, perché dobbiamo salutarci solo per questioni di tempo, ma le ripeto, se lei è disponibile, io questo discorso lo vorrei riprendere perché credo che sia di grande interesse anche per chi ci ascolta. Ecco, lei stava dicendo i costi non sono roba da poco, non è che qualsiasi mafioso si mette a costruire impianti di questo tipo. Però poi secondo me c'è una cosa molto più importante, che finora lo Stato dà le concessioni, fa delle regole nelle quali si infilano i mafiosi a volte, no? Quindi questo è un altro discorso. Non c'è una regia industriale, cioè se io Stato faccio l'IRI, e cioè dico questo settore lo gestisco io, poi naturalmente ho anche più mezzi per controllare le invasioni mafiose, le infiltrazioni mafiose.
Allora, se decido di fare politica industriale io, Stato, allora avrò più garanzie anche di controllo, no? Questo mi sembra evidente. Infatti, se il business lo faccio io Stato, è un'altra roba. Non mi limito alle autorizzazioni, alle concessioni, alle cose amministrative, che ai vari livelli poi lì si annida la corruzione, la burocrazia e si infila il mafioso. No? Esatto. E quanto stavo dicendo, perché il fatto che gli investimenti non siano investimenti da poco, ma siano investimenti rilevanti, immediatamente pone in essere la questione chi investe. Chiaramente un finanziatore che venga dall'estero, che venga da Marte, che venga dalla Luna, vuole avere la certezza di avere un committente serio e solvibile e sicuro, che in questo caso solo lo Stato può rappresentare questa figura, solo lo Stato. Allora, ingegner Poloni, io pensavo di cavarmela con una chiacchierata di mezz'ora. Qua mi sa che dovrò rubarle molto più tempo. Ma va a beneficio mio e va a beneficio, presumo, di chi ci ascolta. E io ringrazio la sua disponibilità. Lei mi ha mandato una mail, ci siamo sentiti ieri, abbiamo organizzato tutto, ma alla luce di suoi 3 articoli molto stimolanti e molto interessanti che ha scritto su questo tema. Io la ringrazio e a questo punto le do appuntamento in diretta, se lei vuole, a lunedì prossimo, alla stessa ora. Così, va benissimo, non c'è problema. Così possiamo proseguire questo interessante discorso e poi magari lo apriremo anche alle domande degli ascoltatori, perché sono sicuro che ci saranno. Allora, grazie all'ingegnere Alberto Poloni, grazie mille davvero. Grazie a voi tutti. Ci sentiamo lunedì, grazie mille ingegnere. Adesso abbiamo un piccolo stacco e poi cambiamo decisamente argomento, entriamo nella cronaca. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Allora, rieccoci in onda e come vi avevo anticipato nel corso della rassegna stampa, adesso parliamo di un altro argomento che si collega peraltro in parte a ciò di cui stavamo discutendo poco fa con l'ingegner Poloni a proposito di acciaio, di ex Ilva, di possibilità di produrre acciaio con un metodo diverso dal carbone, cioè la riduzione diretta, il gas in sostanza, e la possibilità di utilizzare il forno elettrico con un'alimentazione elettrica che dia impulso anche ad altri 2 settori che possono avere un ampio sviluppo, ovvero il fotovoltaico e l'eolico. Il fotovoltaico ed eolico, che sono, specie l'eolico, non di rado oggetto di attenzione da parte della magistratura e della cronaca per via di malversazioni varie e di giri d'affari che in un'ottica di politica industriale dovrebbero essere ampiamente ridotti, perché se è lo Stato che gestisce direttamente la regia di un certo settore magari ci sono più garanzie che non nei diversi livelli burocratico-amministrativi di concessioni, permessi eccetera, e di disciplina tutto sommato oscura ai più, quella del settore, nella quale non di rado si sono infilati. C'è l'equazione ormai standard, no? Eolico uguale mafia in molte parti d'Italia. Questo non so se sia del tutto vero o fondato, però casi di cronaca ce ne sono. E allora, siccome abbiamo letto stamani sulla Repubblica, in cronaca di Bari, l'articolo di Chiara Spagnolo, io sono felice di poter dare il buongiorno a Chiara Spagnolo che è in collegamento telefonico con noi. Grazie Chiara, buona giornata. Perché anche tu ti occupi di eolico, sotto il profilo però delle indagini della Guardia di Finanza che è andata in regione per appunto setacciare permessi e contributi. È stato acquisito l'elenco dei parchi eolici del Barese
e viene fuori naturalmente il nome del presidente della regione Emiliano, che era già finito sotto inchiesta per una serie di documenti di fatture che un imprenditore dell'eolico aveva pagato durante le primarie per la segreteria del Partito Democratico. Ha indagato anche il suo capo di gabinetto insieme ad altre persone. Ecco, ci vuoi fare un piccolo punto magari di questo, anche se in realtà ci eravamo sentiti per un'altra vicenda di cronaca di cui ti sei occupata, particolarmente orripilante, ma soprattutto con delle implicazioni che mi hanno colpito molto leggendo il tuo ultimo articolo dell'altro giorno, di ieri, sempre sulla Repubblica, in cronaca di Puglia. Ecco, questa storia dell'eolico com'è inquadrabile in termini molto sintetici, Chiara? Sì, dunque preciso che la storia dell'eolico di ieri, cioè le acquisizioni di ieri, al momento non sono collegate, per quel che è dato sapere, all'inchiesta sul governatore Emiliano, nel senso che non fanno parte della stessa indagine, però non è detto che in futuro le due cose non si incroceranno. Al momento si tratta di una iniziativa autonoma della Guardia di Finanza che sta effettuando uno screening sui parchi eolici esistenti nella provincia di Bari, che sono tantissimi, in realtà sono tantissimi in tutta la Puglia. La Puglia è la regina dell'eolico, come appunto scriviamo oggi su Repubblica, sono veramente migliaia i parchi eolici piccoli e grandi, e i problemi che hanno provocato sono tanti, i problemi sia ambientali, nel senso che ce ne sono stati alcuni molto contestati in dei luoghi particolarmente delicati dal punto di vista ambientale, ma anche problemi economici o fiscali. Per esempio l'anno scorso ci fu una rivolta di alcuni comuni del Foggiano, della Capitanata, perché queste grandi aziende con sede in altre regioni, in particolare in Trentino, che ha un regime fiscale agevolato rispetto a queste aziende, non pagavano poi alcuni tributi dovuti ai comuni locali, per cui alcuni comuni addirittura erano andati in dissesto per la mancanza degli oneri che avrebbero dovuto essere versati da queste aziende. Sì. E la questione che riguarda il governatore invece è un'altra, e riguarda appunto, come dicevi tu, presunti illeciti nella campagna per le primarie del 2017, quella che poi fu vinta per la segreteria nazionale da Matteo Renzi. E in quel caso c'è il sospetto che un imprenditore del settore dell'eolico abbia pagato una parte delle fatture che Emiliano doveva all'agenzia di comunicazione e in cambio abbia ottenuto delle agevolazioni nelle autorizzazioni per la realizzazione di questi parchi eolici. Quindi ecco che le inchieste potrebbero incrociarsi. Mentre invece ieri si tratta di una indagine nella quale in pratica si vuole capire quali imprenditori abbiano percepito finanziamenti pubblici, come tu scrivi, e con l'avallo della regione, se abbiano rispettato tutte le regole, abbiano versato i tributi sia a livello nazionale che locale. Insomma, un'indagine veramente ad ampio raggio. Scusami, sì, se posso soltanto un attimo, il meccanismo che spesso si utilizza è quello del frazionamento dei parchi. Questo accade sia per l'eolico che per il fotovoltaico, nel senso che siccome le autorizzazioni variano in base alla grandezza, molto spesso si fraziona, una stessa azienda fraziona più piccoli parchi, li mette vicini e ottiene quindi più facilmente i permessi, perché chiaramente per un parco di dimensioni piccole sono dei permessi più facili da ottenere. Però alla fine, mettendoli insieme sulla cartina geografica, formano un parco, quindi molto spesso c'è anche questo tipo di escamotage per bypassare alcune autorizzazioni che altrimenti renderebbero l'iter molto lungo. Certo, e quindi torniamo un po' al discorso di prima: troppe complicazioni burocratiche generano occasioni di malversazione, diciamo così. È un settore, diciamo, la cui disciplina forse andrebbe rivista ampiamente, no? Questo da un punto di vista normativo, regolamentare e appunto burocratico, mi pare di poter dire, Chiara, no? Beh, penso sì, decisamente di sì. Poi sai, i controlli comunque sono molto lunghi, molto complicati, parliamo sempre di settori insomma abbastanza difficili, in cui ci vuole anche un'alta specializzazione dei controllori. Poi insomma c'è così tanto da controllare che è difficile capire su quale settore bisogna puntare. Bene, veniamo però all'altro articolo che citavo prima, perché quell'altro articolo per il quale ci eravamo sentiti, Chiara, ci porta in una vicenda della quale sono occupati ovviamente anche i quotidiani a livello nazionale. Questa mattina, peraltro, a proposito di vicende raccapriccianti, i giornali parlano ampiamente di
un'altra questione di atrocità terribili compiute a danno di genitori accusati di essere pedofili per portare via loro i figli e poi lucrare sugli affidi. A Reggio Emilia sono stati 18 gli arresti, no? Con una quantità di gente coinvolta impressionante, politici, medici, giudici, assistenti sociali, gestori di cooperative. Ecco, a me è questo aspetto del coinvolgimento di tanti soggetti che mi colpisce sempre, che mi colpisce in questi due casi, per esempio, e nel caso anche di cui tu racconti, perché tutti o quasi tutti hanno conosciuto la atroce vicenda di Antonio Stano, no? Pensionato di 66enne di Manduria, il quale muore in ospedale dopo 18 giorni di ricovero e è stato vittima di aggressioni terrificanti, no? E poi c'è anche un altro caso che tu racconti, di un 53enne, anche lui disabile mentale, vittima sempre di peraltro stessi soggetti, ma i soggetti coinvolti in questi atti atroci sono ben 17 a fare tutti i conti per ora, no? 17 soggetti, alcuni, la gran parte minorenni, alcuni maggiorenni, e le loro famiglie, e quello che mi colpisce anche qui è un contesto sociale molto ampio, perché se nel caso di Reggio Calabria la procura di Reggio ne ha arrestati 18, ma intorno c'erano una quantità di persone e di un certo livello, appunto, politici, medici, giudici, assistenti sociali, direttori di cooperative, gente che ci lavorava. Anche qui abbiamo un contesto sociale che a me ha colpito molto, cioè questa vicenda non è che la conoscevano in pochi, o no, Chiara? No, infatti, diciamo, qui la vicenda, se si può dire, è esattamente al contrario per certi versi rispetto a quella di Reggio Emilia, nel senso che qui la cosa terribile è il mancato coinvolgimento, ovvero molti sapevano e nessuno ha fatto niente, comprese le famiglie, che è poi l'aspetto più inquietante della vicenda. Infatti in questa seconda tranche di indagine che ha portato all'arresto appunto di altri 9 ragazzini, uno solo maggiorenne e gli altri di età tra i 15 e i 17 anni, e addirittura ce n'è coinvolto uno con meno di 14 anni, continua ad emergere le responsabilità di queste famiglie che avevano capito, sapevano, addirittura avevano visto i video in alcuni Chiara, casi. tu nell'articolo citi la frase della madre di uno di questi che mi ha colpito moltissimo. Questa donna dice: ma questi cosa, inteso i figli, i ragazzini, questi che brutalizzavano le loro vittime, ma questi che devono fare? Non hanno nulla da fare? Sì, è abbastanza inquietante, e del resto è inquietante anche quello che era emerso già nella prima parte, cioè che la madre di uno sapesse e avesse detto al padre quello che il figlio aveva fatto, il padre semplicemente l'aveva messo in punizione non facendolo uscire per una settimana. Cioè è inquietante il rapporto tra le famiglie e i figli, che praticamente si limita a questo, cioè tu padre scopri che tuo figlio ha malmenato un anziano disabile insieme ai compagni per trascorrere il sabato, e quello il massimo che riesce a fare è dargli una punizione di una settimana senza paghetta e senza uscita serale. Cioè, mi sembra un tantino sproporzionato, tant'è vero che sia nella prima che nella seconda ordinanza di custodia cautelare i giudici indicano come primo motivo della necessità di mandare dei quindicenni in carcere, non agli arresti domiciliari, la necessità di allontanarli dalle famiglie, perché dicono le famiglie non sono in grado di educarli. E poi comunque sono state avviate dalla Procura dei minori di Taranto tutte le attività successive all'applicazione della misura, che riguardano poi le verifiche degli assistenti sociali sui nuclei familiari, perché non è detto che su questi nuclei non si debba poi avviare una diciamo terapia, ecco, se così si può chiamare, rieducativa. Cioè la procuratrice Montanaro mi parlò all'epoca della prima indagine di una necessità di rieducare anche i genitori al loro ruolo. Ecco, tra l'altro, aggressioni pianificate, ripetute nel tempo, lo dimostrano senza dubbio, tu scrivi, i messaggi tra i partecipanti alle varie chat, perché quello poi era lo strumento utilizzato per anche commentare, diciamo così. E a me ha colpito anche un'altra cosa che è emersa, che tu racconti, è che le immagini, per esempio, no, filmate di queste brutalizzazioni, pugni, calci e peggio ancora, le immagini, la porta sfondata a calci, il pensionato preso a schiaffi, questo poveraccio che supplica pietà, fanno il giro dei telefonini, tu scrivi, di molte persone del paese, e lo stesso i commenti del tipo: ci siamo divertiti, non ci possiamo lamentare. Insomma, è questo contesto sociale che mi sembra terribile. Sì, assolutamente, tant'è vero che anche quello è oggetto di accertamenti giudiziari, cioè il ruolo della scuola
della famiglia e dei servizi sociali del comune, perché bisogna capire adesso chi effettivamente sapeva. Tra l'altro sempre nella prima parte dell'inchiesta è venuta fuori un'altra cosa, anche questa molto inquietante, ovvero che una professoressa era stata informata da uno dei ragazzi poi arrestati di quello che era successo, cioè addirittura questo ragazzo si era spinto al punto di far vedere il video delle aggressioni alla sua professoressa vantandosene. L'insegnante aveva avvisato la dirigente scolastica, la quale aveva avvisato i servizi sociali del comune. Però nessuno, né la professoressa, né la dirigente, né i servizi sociali, di fronte al video in cui si vedeva un minorenne picchiare l'anziano, aveva chiamato le forze dell'ordine. Nessuno aveva fatto una denuncia. Come la chiamiamo questo atteggiamento? Perché omertà non è sufficiente, no? Onestamente non lo saprei definire, nel senso non ho un termine. Io parlerei, se vogliamo sempre utilizzare il linguaggio giudiziario, di omissioni, cioè delle questa, terribili Chiara, omissioni. non ha a che fare con l'intimidazione mafiosa per cui io divento omertoso. Questa qui è ancora peggio, secondo me, no? Sì, la cosa tremenda è che è peggio perché è come se tutti avessero pensato che fosse normale, cioè come se il fatto che quel personaggio, in questo caso purtroppo il signor Stano che è deceduto, ma poi anche l'altro disabile, no? Fossero un po' gli scemi del paese, no? E quindi come se fosse normale che la gente se la prendesse con lui. Quindi se gli adulti hanno questo atteggiamento, come possiamo stupirci che poi lo abbiano dei ragazzini 14enni? I magistrati parlano della mancanza di sensibilità nei confronti della persona umana, di mancanza di rispetto nei confronti dei più deboli, ma gli adulti con cui loro hanno a che fare, dalla scuola alla famiglia, dimostrano di avere lo stesso atteggiamento. Quindi questi ragazzi da chi lo dovrebbero imparare ad avere rispetto per le persone più deboli? Ma questo è il punto. Poi c'è un altro fatto che tu racconti, il signor Stano, che poi appunto è deceduto, Antonio Stano, il 23 aprile scorso, il 5 marzo chiama i carabinieri per segnalare un'aggressione e l'aveva già fatto per 2 volte nel 2012, tu racconti. Il 6 marzo va in caserma, fa la denuncia, ci torna il 10 marzo, parla di un aggressore anche adulto, le violenze continuano, lui si chiude in casa, la polizia lo trova il 5 aprile denutrito e terrorizzato, il 23 aprile muore. Ecco, il fatto che già dal 2012 il signor Stano avesse segnalato delle aggressioni, siamo nel 2019, sono passati 7 anni, non testimonia forse, ma è un punto di domanda, una certa inerzia o comunque non solerzia nelle indagini? Credo che rientri tutto nello stesso discorso, perché appunto non solo lui aveva denunciato nel 2012, quanto i video, e facilmente sono rintracciabili, stavano su YouTube dal 2012. Cioè i video delle prime incursioni dei ragazzini, che all'epoca addirittura avevano 12-13 anni, perché sono sempre gli stessi, erano stati pubblicati su YouTube nel 2012, quindi chissà quanta gente li aveva visti. Ora, il perché le forze dell'ordine non siano intervenute subito, noi non lo sappiamo. Certo, le indagini sono una cosa non semplice da fare, nel senso che non è che uno fa una denuncia e il giorno dopo si fa un arresto. Magari il 5 marzo lui aveva fatto una denuncia e le indagini dei carabinieri erano in corso. Ecco, questo onestamente noi non lo possiamo sapere. Però oggettivamente anche lì non è che ci sia stata poi tutta questa solerzia. Manduria non è New York, no? Manduria non è New York e nel 2012 questo pover'uomo aveva già segnalato cose che non andavano. Sì, Manduria non è New York, infatti è esattamente questo il punto. Bisognerebbe chiedersi soprattutto perché il comune non è intervenuto, perché comunque il signor Stano, nonostante una famiglia ce l'avesse, in realtà poi viveva solo perché la famiglia abitava lontano da Manduria. Quindi bisogna capire perché nessuno si è mai occupato di questa persona che aveva una disabilità certificata. Cioè era come se fosse, da un lato tutti lo sapessero, dall'altro come se non esistesse nel paese. Allora, Chiara, io ti ringrazio, ho rubato un po' del tuo tempo perché mi hanno colpito i tuoi articoli come lettore di giornale ti ringrazio perché attraverso il tuo lavoro, attraverso la tua cronaca ci permetti anche di entrare più dentro i fatti, ragionarci sopra e capirne qualcosa di più. Grazie a Chiara Spagnolo. Grazie, a presto, buona giornata. Spagnolo che scrive per Repubblica, intanto noi facciamo un piccolo stacco
musicale molto piccolo, e torniamo dalle parti di Milano Arte e Musica con Vivaldi, la Viola d'amore, il concerto in re minore RV 397 dell'Accademia Bizantina, che ha suonato l'altra sera il concerto inaugurale a Milano, in Basilica di Santa Maria della Passione, martedì 25 giugno, l'altro ieri. Di alcune notizie, però come al solito c'è tutta la giornata per voi per poter intervenire in molteplici spazi di filo diretto, per cui non è quello non c'è quel rischio, diciamo così, che non possiate manifestare la vostra opinione. Ce ne sono tanti di spazi, per cui adesso abbiamo pochissimi minuti e facciamo giusto in tempo ad ascoltare, se volete, qualche telefonata. 02 66 20 35 29. Io per il momento i messaggi li lascio lì, se c'è qualche telefonata al volo 2 minuti li sentiamo. E poi vorrei parlarvi però non più di notizie, ma sempre di Milano Arte e Musica. Scusatemi, ma sono innamorato di questa rassegna ormai da 3 anni, da quando l'ho scoperta pienamente, che tiene compagnia ai milanesi che rimangono a luglio ad agosto in città, con luoghi bellissimi, soprattutto chiese, ma non solo, e musica straordinariamente ricca, stimolante, efficace e moderna, la musica antica. Comunque c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno Giulio. Buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Monza, Antonella. Allora, condivido l'iniziativa. Dobbiamo tornare a valorizzare un po' il bello, non ci devono essere solo cose brutte, perché comunque la vita offre anche tante occasioni tipo questa di musica, per cui ben venga. Ecco, ricollegandomi ai fatti di prima che parlavi con la giornalista, noi non ci dobbiamo stupire se i ragazzini disprezzano le persone disabili, disprezzano il valore della vita, disprezzano quello che è l'essere umano in quanto tale, perché noi questa società sta costruendo, e tu lo sai come la penso, e sta costruendo una società anti-uomo, cioè una società in cui il rispetto, il valore della vita umana dall'inizio alla fine viene assolutamente calpestato in ogni occasione. Quindi per loro dare pugni, calci, sopraffare una persona. Chi è questo? Un animale, un giocattolo? Forse magari l'animale hanno un po' più rispetto. Cos'è un giocattolo? Quindi, cioè, il valore della vita umana, la persona. Tu non puoi costruire una società anti-persona, anti-valore, anti-essere umano e poi chiederne il rispetto. Questo è la conseguenza di quello che la società in questi anni ha costruito, soprattutto a livello di nuove generazioni, e quindi abbiamo praticamente quello che ci meritiamo. Non dobbiamo stupirci se succedono queste cose. Bene. Come succedono di quei poveri bambini che li facevano. Ti ringrazio Antonella, ti ringrazio, abbiamo un'altra telefonata. Grazie Antonella, pronto? Pronto, ciao Giulio. Buongiorno, ciao. Sono Marisa. Allora, questo paese si dovrebbe chiamare il paese delle bestie, perché io un atteggiamento così in una comunità non l'ho mai visto. Poi per 7 lunghi anni queste sevizie, queste torture, e nessuno ha fatto nulla. Io mi meraviglio del parroco, del sindaco, come mai non si sono fatti sentire, soprattutto il parroco, come mai questa chiesa ha sempre l'attenzione verso gli extracomunitari e i nostri italiani sono la feccia della società. Io non so, se fosse successero quelle violenze lì, se fosse successo a un extracomunitario, ma cosa sarebbe successo? Il finimondo. Cioè in 7 lunghi anni nessuno ha fatto nulla, ma se fosse successo in Brianza... Certo, allora ti ringrazio, dobbiamo essere brevi, c'è l'ultima telefonata e poi vi voglio parlare di lunedì 1 luglio, sempre alla Basilica di Santa Maria della Passione di Milano, ore 20:30, Milano Arte e Musica. Pronto? Pronto?
Ah no, caduta la linea. Bene, allora entriamo subito in questo appuntamento, se vi va. C'è un'occasione molto particolare e interessante, quella di ascoltare l'opera di un musicista contemporaneo, oggi ottantenne, estone, Arvo Pärt, il quale ha composto nel 96-97 il Canon Pokajanen, che tradotto significa il canone penitenziale, un pezzo che celebra i 750 anni dalla posa della prima pietra della cattedrale di Colonia. Cattedrale uguale nostra profondissima cultura europea. Sotto le volte della cattedrale di Colonia il lavoro venne eseguito per la prima volta il 17 marzo del 1998. A Milano saranno lunedì sera i componenti della Estonian Philharmonic Chamber Choir, il coro appunto della Camera Filarmonica dell'Estonia, che eseguiranno questo canon Pokajanen, canone penitenziale, che deriva dalla liturgia quaresimale della Chiesa ortodossa, redatta nell'VIII secolo d.C. da Sant'Andrea di Creta. Una complessa, articolata riflessione piena di riferimenti biblici sul tema del peccato. Qui ascoltate solo una parte, lunedì alle ore 20:30 alla Basilica di Santa Maria della Passione. Al posto della solita sigla, quest'oggi vi propongo qualcosa di completamente diverso, ma molto bello e suggestivo, la composizione di un musicista, di un compositore contemporaneo, Arvo Pärt, appunto, dedicata però alla grandissima tradizione culturale e religiosa europea, ortodossa in questo caso, ma cristiana in generale.